Amici di Calcio Napoli 24, prosegue il nostro viaggio fra i vicoli e le strade di Napoli che si rendono sempre più festose per l'imminente scudetto del Napoli. Siamo a Monte Calvario, quartiere Monte Calvario, dove abbiamo trovato questo vicolo, soprannominato vicolo della scaramanzia, perché c'è questo striscione, vedete, si succede, sai che fest, ma si non succede, sai che figure e puntini puntini puntini. E a corredo di questo striscione, a parte questi bellissimi quadri dedicati ai giocatori azzurri, Osimhen, Kvaratskhelia, Kim e Politano da un lato, poi il numero 3 qui vedete in bella mostra, poi tantissimi cornetti azzurri, quindi appunto per questo l'abbiamo soprannominato Vicolo della Scaramanzia. Poi ovviamente onnipresente anche Diego Armando Maradona, ma la cosa divertente era appunto lo striscione iniziale e poi tutti questi bei cornetti azzurri che appunto popolano questo vico secondo Porta Piccola a Monte Calvario. Poco dopo anche questa bella questi bei appunto striscioni sempre nella zona.